Attenzione, pericolo, autocontromano in carreggiata e la scritta comparsa nel tabellone luminoso nella notte appena trascorsa lungo l'autostrada A4 nel tratto tra l'A57 a Mestre e Arino Est in direzione Trieste. L'automobilista, un pensionato vicentino, ha percorso contromano quasi 12 km d'autostrada. Fortunatamente non si è verificato nessun incidente grazie alla safety car, il pronto intervento degli ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete e della polizia stradale, con l'immediata attivazione appunto delle procedure d'emergenza previste per questi casi. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri sera, quando, avvisati gli automobilisti in transito del rischio di collisione, uno di loro in particolare ha intercettato l'auto contromano del pensionato, affiancandola dalla carreggiata opposta e segnalando l'errore al conducente, il quale poco dopo ha abbandonato la carreggiata entrando nell'area di servizio di Rino Est, appunto, dove è stato raggiunto dagli agenti della polizia stradale che hanno scortato l'anziano automobilista trovandolo in stato confusionale. Volevo arrivare soltanto fino a Vicenza, avrebbe detto agli agenti, senza accorgersi però di aver guidato per tutto il tempo in contromano.